Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVS. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo a Treviso, siamo ad Artigiano del Gusto, le giornate del sapori, e con noi c'è il presidente Mario Pozza, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, che per il 9º anno consecutivo è protagonista di questa manifestazione. Una manifestazione, presidente, che continua a riunire tutti gli artigiani del comparto alimentare e che quest'anno però ha introdotto una grandissima novità. Di che cosa si tratta? Quest'anno non si assaggeranno solo i prodotti artigianali, ma anche si parlerà di prodotti artigianali, si parlerà di come vengono fatti, e un tema molto a cuore alla gente in questo momento è la celiachia. Ne parleremo con degli esperti, perché questo tipo di intolleranza deve essere curata in maniera seria, ma deve essere prevenuta prima che curata, e quindi il mondo artigiano in questa tematica particolare si sta impegnando proprio per dare una risposta a questa problematica. Quindi da quest'anno ad introdurre queste 2 giornate dedicate al gusto e ai sapori tradizionali, ricordiamolo, un convegno, un momento di approfondimento per capire quindi come anche l'artigianalità nel fare le cose può sposarsi con esigenze davvero nuove, e quindi anche nuove tecnologie, perché i prodotti per la celiachia sono prodotti che frutto della ricerca. Sono frutto della ricerca, è meglio come un prodotto artigianale, prodotto proprio per una nicchia di persone, di utenti, può essere rivolto non solo a chi ha queste problematiche, ma a tutti quanti i cittadini. E quindi direi un passo avanti nella qualità del prodotto. Come sempre il prodotto artigianale ha un suo valore aggiunto, il valore aggiunto è proprio anche in questo caso è rivolto a questa particolare tematica. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane, poi andremo a conoscere gli altri protagonisti di queste giornate dei sapori. Un mese dedicato a storie di streghe, fantasmi, diavoli e folletti, alla scoperta del Veneto magico e leggendario. È partita la 2ª edizione di Spettacoli di Mistero, la rassegna organizzata dall'Umpli e dalla Regione Veneto, che per l'intero mese di novembre proporrà una serie di eventi legati alle leggende e alla tradizione mitologica veneta in oltre 100 località. Dopo il successo dello scorso anno, aumentano i numeri messi in campo dall'organizzazione, come spiega il presidente dell'Umpli, Giovanni Follador. Le Pro Loco e tutti i volontari sono impegnati ormai da mesi ad organizzare questi eventi. Arriveremo, sono 83 le Pro Loco coinvolte direttamente, si arriveranno a organizzare 250 ed oltre eventi. Non è una cosa sicuramente da poco. Saranno coinvolti quasi 5.000 volontari per tutto il mese di novembre. Una manifestazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale veneto. Questo il commento dell'assessore Daniele Stivalle. Come assessorato all'identità veneta l'abbiamo fortemente voluta, questa è la 2ª edizione. Insieme alle Pro Loco siamo in 250 posti in giro per il Veneto per raccontare il Veneto nella sua storia, che non solo è cultura e tradizione, ma è anche miti, leggende e appunto misteri. L'obiettivo per questa 2ª edizione è allargare il circuito dei visitatori oltre i confini regionali, come auspica l'assessore Marino Finozzi. Potrebbe essere l'evento che porta in Veneto, in un periodo sicuramente non legato alla stagione turistica, delle persone, dei turisti che oltre ad assaporare la nostra storia possono assaporare i prodotti della nostra terra. Infine un'anticipazione del programma dal direttore artistico Alberto Tosofei, che ci regala anche un incredibile scoop letterario. Quella Renzo e Lucia di manzoniana memoria non erano di quel ramo del lago di Como, ma erano vicentini, perché Manzoni, a quanto consta, a quanto pare, si rifece agli atti di un processo seicentesco che poi appunto rielaborò e ripropose in chiave lombarda. Ma 2 fra i protagonisti più noti della letteratura italiana degli ultimi 200 anni sono veneti. Il fantasma di Ezzelino e non solo vi aspettano agli spettacoli del mistero. Ed ecco
Eccoci rientrati dopo l'introduzione che abbiamo affidato al Presidente Pozza. Adesso siamo con i protagonisti di questa giornata, perché andiamo a parlare di aziende artigiane e di quella che è il cuore di questa manifestazione. Siamo con Alessandro Ardizzoni, che è un po' il leader, il team leader di questa giornata, e con l'assessore alle attività produttive della provincia di Treviso. Tu hai detto una cosa interessante oggi: è trasparente la tensostruttura, siamo trasparenti noi. In che senso, Alessandro? Noi siamo trasparenti dall'arrivo della materia prima all'uscita del prodotto finito. Utilizziamo solo materie prime naturali e fresche, cosa che noi possiamo dire e altri non possono dire, e mi riferisco chiaramente all'industria. E con questo noi abbiamo dato anche quest'anno un tema dell'intolleranza alimentare. L'intolleranza alimentare è un problema sempre più sentito. Noi siamo l'anello di congiunzione tra il cliente che ha problemi e il suo soddisfacimento. Ecco, e allora, artigianato quindi che nonostante la crisi continua a reggere, tiene bene salde le redini e soprattutto sa venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze e tra l'altro i risultati delle nuove ricerche, Assessore. Ma non scopro l'acqua calda dicendo che insomma la piccola impresa, che ricordiamolo è il 98% delle imprese non solo di Treviso, del Veneto, dell'Italia, ma sono quelle più flessibili, sono quelle che riescono comunque nel mare della crisi a riuscire a cambiare, a interpretare le nuove volontà, le nuove esigenze del mercato, come quelle che ha appena citato il maestro Ardizzoni, dicendo appunto che loro sono pronti ad affrontare anche le sfide legate ad esempio all'intolleranza alimentari. Ecco, il consumatore quindi un consumatore molto attento, ma un consumatore che da quest'anno è davvero il mondo, nel senso che i prodotti per le intolleranze possono essere consumati da tutto il pubblico, anche da chi le intolleranze non le soffre. Assolutamente sì, e dobbiamo ringraziare anche chi si impegna per fornirci di prodotti alternativi. Ad esempio abbiamo appena sentito che la Soligo ha presentato una panna delattosata. Tutti coloro che hanno problemi di assorbimento del lattosio possono rivolgersi tranquillamente a una pasticceria artigiana che con quel latte, con quella panna realizza una crema, realizza un dolce qualsiasi che gli permetterà di non aver problemi. Alessandro, io ti ringrazio, vi auguro tra l'altro un buon lavoro, perché il vostro lavoro riempie non solo lo stomaco ma ci rende anche un po' più felici, no? Soprattutto se parliamo di dolci. Ringrazio anche l'assessore Michele Noal e la provincia di Treviso, che sostiene da sempre le imprese artigiane, comunque le piccole e medie imprese che sono il tessuto portante del nostro territorio. Ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi per le conclusioni della prima parte.